Buonasera e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Giarre a lutto celebra i funerali dei coniugi Giovanni Finocchiaro e Serafina Cantarella, morti in un incidente in moto nel Trapanese. I due medici, molto conosciuti e stimati nella fascia ionica catanese, uno dei due, l'uomo Finocchiaro, è anche stato assessore comunale. Catania minacciato da un esponente del clan Ercolano Santa Paola per aver interrotto i rapporti con una ditta di facchinaggio. Un dirigente di una società di spedizioni denuncia e fa arrestare 4 estorsori. Continua la caccia ai complici della latitanza del boss Matteo Messina Denaro, l'arresto della professoressa Floriana Calcagno, l'ultima amante di Messina Denaro, non ferma le indagini della Procura di Palermo. Schifani rilancia sui termovalorizzatori, a breve la pubblicazione del bando, uno dei due sarà realizzato a Catania, l'altro a Palermo. Nel frattempo si è insediato il nuovo assessore regionale all'energia e ai rifiuti, si tratta di Francesco Colianni. Pasqua da record per il turismo in Sicilia, oltre il 15% di presenze in più rispetto all'anno scorso. Palermo e Catania mete predilette, ma il caro voli continua a pesare su giovani e famiglie. Sul lungomare di Catania, Piazza Battiato, attrezzature sportive e panchine vandalizzate, a poco più di un anno dalla riqualificazione dell'area dedicata al fitness urbano. Inaugurata a Palermo la mostra fotografica Il sogno spezzato, l'orizzonte politico e familiare di Piersanti Mattarella, esposte quasi 200 immagini inedite dell'ex presidente della regione ucciso dalla mafia. Calcio, il Catania che riposerà nel prossimo turno di campionato guarda già al Potenza. Vogliamo vincere, dice il rossazzurro Lunetta. A Messina invece si cercano soluzioni per rispettare le scadenze relative ai pagamenti. Ancora buonasera, lo avete sentito dai titoli, lacrime e dolore a Giarre per l'ultimo saluto ai medici Giovanni Finocchiaro e alla moglie Serafina Cantarella. Oggi i funerali della coppia che ha perso la vita in un tragico incidente stradale nel Trapanese. Erano in moto, il servizio di Emanuela Corsi. Era un dottore meraviglioso, umano soprattutto. Persona conosciuta e soprattutto per la disponibilità che lui metteva verso tutti. Commozione e dolore a Giarre per l'ultimo saluto ai dottori Giovanni Finocchiaro e Serafina Cantarella, morti tragicamente sabato scorso sulla A29 in uno scontro tra la moto su cui viaggiavano e un'auto. In centinaia hanno atteso l'arrivo delle salme davanti al Duomo, dove si sono svolti i funerali di una coppia amata e ben voluta da tutti. Ad attenderli anche un gruppo di amici motociclisti con i quali condividevano l'amore per la moto, passione che si è rivelata fatale. La coppia era partita per il weekend, mentre viaggiava sulla A29 si è scontrata con un'Audi guidata da un 39enne che avrebbe percorso un tratto dell'autostrada in retromarcia nel tentativo di immettersi in uno svincolo appena superato. Il violento impatto è costato la vita ai due giarresi. Increduli, colleghi, per questa inaspettata tragedia. Finocchiaro era un medico ortopedico molto stimato, da anni prestava servizio presso l'ospedale di Giarre. La moglie Serafina era farmacista al Policlinico di Catania. Siamo tutti quanti scioccati per questa cosa sicuramente. Sono quelle tragedie che non ti sai spiegare. Due bravissime persone, due soprattutto professionisti. Tra le passioni di Finocchiaro c'era anche la politica. Assessore della Giunta Sodano, fu componente anche della successiva Giunta Bonaccorsi. Siamo stati in giunta insieme ad amministrare questa città, lo ricordo sempre con molta stima, ma soprattutto con uno spirito di servizio non comune da medico, ma anche da pubblico amministratore. Il sindaco nel giorno dei funerali ha proclamato il lutto cittadino. A Catania 4 arresti grazie alla denuncia per tentata estorsione presentata dal dirigente di una società di spedizioni, il servizio di Simona Mazzone.
La denuncia del dirigente di una delle principali imprese di spedizioni operante sul territorio, che non ha ceduto alle loro intimidazioni, è stata determinante per incastrare i 4 responsabili della tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, arrestate dai poliziotti della squadra mobile di Catania, che hanno così impedito alle mani della mafia di estendere il controllo sul settore delle consegne. Si tratta di Filippo Intelisano, Luigi Calabretta, Francesco Coppola e Virgilio Papotto. Il responsabile della BRT, azienda di spedizioni e logistica, dopo l'interruzione dei rapporti commerciali con la Gifra, società che si occupa di facchinaggio e movimento merci nel capoluogo etneo, è stato portato da Calabretta e Coppola in casa di Intelisano, all'epoca sottoposto ai domiciliari. Sebbene non rivestisse formalmente alcuna carica societaria, l'uomo ha minacciato il dirigente di gravi ritorsioni sull'azienda di spedizioni e sugli amministratori, qualora i rapporti economici non fossero proseguiti regolarmente. Gli inquirenti nel corso delle indagini hanno appurato che il pregiudicato è figlio di Giuseppe Intelisano, storico appartenente al clan Santa Paola Ercolano, e che Calabretta e Coppola, dipendenti della Gifra, sono anche cognati di Filippo Intelisano. Dall'attività investigativa sono emerse ripetute intimidazioni e minacce da parte di Papotto, cognato di Giuseppe Intelisano e amministratore di fatto della ditta di facchinaggio, nei confronti dell'impresa di spedizione, affinché revocasse la risoluzione del contratto di appalto o per ottenere in alternativa un'indennità di buonuscita in denaro e appalti in altre regioni italiane. Adesso cambiamo argomento perché ci occupiamo del caso dei fiancheggiatori di Matteo Messina Denaro, l'arresto di Floriana Calcagno, l'ultima amica del boss. È una nuova tappa della caccia degli investigatori alla rete dei complici che hanno favorito per 30 anni la latitanza del capomafia. Il servizio di Lorena Dolci. Arresti e condanne continuano a fioccare sull'entourage di Matteo Messina Denaro. Esponenti della sua famiglia, amanti, persone che hanno prestato l'identità al boss o che gli hanno offerto un rifugio. Il lavoro, ribadisce spesso il procuratore di Palermo De Lucia, non è finito. Lo dimostra l'arresto di Floriana Calcagno, amante, postina, staffetta e scorta del boss negli ultimi mesi. Per la procura di Palermo la donna avrebbe fatto parte della ristretta rete di soggetti totalmente asserviti al latitante. Lui la chiamava Luce oppure Fly e segnava rosso sul calendario i loro incontri. Con la professoressa di matematica, oggi cinquantenne, il boss passava intere giornate fuori casa, andava al ristorante, veniva ospitato. Eppure, 5 giorni dopo la cattura del capomafia, avvenuta il 16 gennaio del 23, la donna si presenta ai magistrati per spiegare che quell'uomo visto in TV lei lo conosceva, ma come Francesco Salsi, un anestesista in pensione. Ben altra storia raccontano gli appunti del boss, le lettere dell'altra amante e le immagini di videosorveglianza. Eccoli insieme, Messina Denaro con un foulard rosso, la Calcagno al suo fianco. Li vede passare anche l'altra amante, la maestra Bonafede, che inchioda la rivale con le sue parole al veleno. Un boss circondato da donne che lo adorano, anche se nei diari per la figlia lui scriveva: una donna intelligente non me la filo neanche di striscio. Se la dolce vita del latitante è in parte scritta, manca ancora da capire dove si trova parte del suo patrimonio, che fa gola a tanti. E mentre gli inquirenti sono al lavoro, Cosa Nostra non resta certo a guardare il vuoto lasciato dalla scomparsa del boss. Adesso andiamo a Messina, dove un anziano minacciato di morte ha aggredito la nuora davanti a un negozio dove si appostava da diverso tempo. Solo l'intervento della polizia ha evitato che la situazione degenerasse e l'uomo poi è stato arrestato. Il servizio di Francesco Triolo. C'è dietro una storia di grande disagio sociale, dietro l'arresto di un 68enne avvenuto a Messina colto in fragranza di atti persecutori ai danni della nuora. L'episodio è avvenuto in pieno centro città, dove le volanti della polizia sono intervenute dopo la segnalazione della donna al 112, allarmata dalla presenza del suocero intenta a minacciarla all'interno dell'attività commerciale che la donna ha ereditato dopo la morte del marito, figlio del 68enne. Proprio sull'attività commerciale l'anziano, difeso dall'avvocato Andrea Florio, rivendicava dei diritti. Gli agenti hanno appurato che le condotte persecutorie avvenivano ormai da tempo e da ultimo il 68enne si era appostato fuori all'esercizio commerciale e con fare sempre più aggressivo aveva proferito contro la stessa donna frasi ingiuriose e minacciose anche di morte, spingendo così la vittima, impaurita per quanto accaduto, a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Solo l'immediato intervento dei poliziotti ha impedito che le minacce dell'uomo potessero degenerare. Infatti il 68enne, nonostante la presenza degli agenti, ha continuato a proferire minacce di morte, tentando al contempo di colpire la donna con un calcio. Il 68enne da tempo sarebbe attenzionato dai servizi sociali del comune, ma non avrebbe mai accettato aiuto. Gli altri 2 figli, con i quali aveva rapporti non facili,
avrebbero avviato un procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno. E apriamo la pagina della politica. Ha giurato all'Assemblea regionale siciliana il nuovo assessore all'energia e ai servizi di pubblica utilità Francesco Colianni, che prende il posto del dimissionario Roberto Di Mauro, e le prime parole mostrano coscienza delle sfide che lo attendono. Il servizio di Manlio Viola. Tutto pronto in Sicilia per la nascita di 2 termovalorizzatori e ormai imminente la pubblicazione dei bandi predisposti da Invitalia. Il presidente della regione lo conferma in un videomessaggio proprio nel giorno in cui giura il nuovo assessore regionale a energia, rifiuti e servizi di pubblica utilità. Entro la fine del 2026 conto di poter posare la prima pietra, ma già oggi con questo bando la Sicilia segna l'inizio di un cambiamento epocale. Proprio i termovalorizzatori saranno una delle sfide principali per Francesco Colianni, che ha giurato in queste ore all'Ars davanti al presidente Schifani e al presidente dell'Assemblea Gaetano Galvagno. Ex vice sindaco di Enna, esponente del Movimento per l'Autonomia, raccoglie il testimone da Roberto Di Mauro, anche lui autonomista, dimessosi per passare la mano, non senza aver prima completato l'iter di alcuni bandi a valere sui fondi europei che erano in scadenza. Al neo assessore adesso toccherà correre per affrontare numerose altre scadenze che riguardano l'uso proprio di fondi europei e di PNRR, e lui ne è pienamente consapevole. Questi fondi devono certamente essere utilizzati, io cercherò in tutti i modi di metterli in campo. La Sicilia è una terra straordinaria, la Sicilia sta al centro del Mediterraneo, la Sicilia può giocare certamente un ruolo fondamentale, voglio dire, in Italia e all'interno del contesto europeo. Fra le sfide importanti, oltre ai termovalorizzatori, ci saranno anche il contrasto alla siccità, alla quale sono legati i lavori per le nuove reti idriche, i dissalatori e gli interventi di potabilizzazione. Adesso andiamo ad Agrigento, dove c'è stata una protesta delle cooperative sociali impegnate nell'accoglienza dei minori non accompagnati. Non arrivano i fondi dal Ministero dell'Interno, con gravi conseguenze per i servizi e l'occupazione degli operatori. Il servizio di Davide Sardo. Protestano gli operatori delle strutture agrigentine che accolgono minori stranieri non accompagnati. Da mesi non ricevono i rimborsi previsti dal Ministero dell'Interno, con gravi ripercussioni sui servizi e sulla sopravvivenza delle cooperative. Mi ritrovo qui perché abbiamo tanta gente oggi, più di 30.000 famiglie che saranno in mezzo alla strada, non lavoreranno più. Io ho nipoti, persone mie care che lavorano all'interno di queste cooperative e che saranno sotto un ponte. Il problema si aggrava quando i ragazzi diventano maggiorenni, non vengono trasferiti nei centri per adulti e restano a carico delle stesse strutture senza alcun rimborso. Dopo appelli rimasti inascoltati è scattata la protesta con un sit-in davanti alla prefettura. Speriamo di ottenere una mobilitazione da parte delle autorità competenti affinché ci possano sostenere in questa battaglia, considerato che ci sono diverse famiglie alle spalle dipendenti delle varie strutture, oltre che diversi minori in attesa di vedere soddisfatti quelli che sono i loro bisogni sia di integrazione sia anche per poter continuare il loro percorso. Accanto agli operatori anche i giovani ospiti, minorenni e neomaggiorenni, che chiedono dignità e attenzione. Aiutate noi per favore, anche il nostro lavoro, abbiamo tanti mesi che aspettare la spendere soldi che nessuno riceve soldi, abbiamo tanti problemi che noi abbiamo bisogno aiuto. Una protesta pacifica ma decisa, le cooperative sociali rivendicano risorse certe e regole chiare, ora tocca alle istituzioni evitare il collasso del sistema. Sarà una Pasqua da record per il turismo in Sicilia, nonostante il caro voli, oltre il 15% di presenze in più rispetto allo scorso anno. Palermo e Catania saranno le mete predilette dai viaggiatori. Il servizio. Pasqua in Sicilia, l'isola è tra le mete predilette di turisti stranieri e italiani per trascorrere i giorni di Pasqua e i prossimi ponti di primavera. Palermo e Catania risultano tra le città italiane più cercate per le vacanze pasquali, rispettivamente al 9° e al 13° posto nella classifica generale delle destinazioni preferite. A Palermo c'è una crescita del 20% delle presenze negli alberghi, si allungano anche i tempi di permanenza dei turisti e sempre più americani si avvicinano alla nostra isola. È una stagione che si preannuncia molto interessante, si parla di oltre il 15% di flussi rispetto agli anni precedenti e soprattutto le aree metropolitane di Catania e di Palermo stanno registrando le prenotazioni più importanti. Palermo si parla
nei 4 giorni di oltre 100.000 presenze. Secondo una recente analisi, il 59% delle presenze turistiche in Sicilia è attribuibile agli stranieri. Questa percentuale è in netto aumento rispetto agli ultimi anni. Ma c'è sempre il caro voli ad ostacolare comunque il flusso turistico. Raggiungere la Sicilia costa parecchio, soprattutto in prossimità di Pasqua. In questi anni, ultimi anni, il Presidente Schifani, direi tutto il governo, si sta muovendo su questo fronte della poca competitività con le altre regioni d'Europa. Purtroppo il collegamento con il caro voli per noi è veramente penalizzante. Bene anche Taormina, Agrigento, capitale della cultura, e Cefalù. Sorridono albergatori e ristoratori. E una notizia dell'ultima ora: un uomo e suo figlio sono stati feriti da un vicino di casa nel corso di una rissa in via Danae a Palermo nel fine settimana, insomma la notte tra domenica e lunedì. L'uomo di 40 anni e il figlio di 18 anni sono stati colpiti con un coltello e sono stati poi soccorsi dai sanitari del 118. Il più grave ha avuto 25 giorni di prognosi, il figlio ha avuto 20 giorni. L'aggressore è stato indagato, è indagato appunto per aggressione e lesioni. Questo è accaduto, ripeto, a Palermo. E adesso andiamo a Catania, in piazza Battiato, che tra vandali e abbandono, a 16 mesi dai lavori di restyling, sembra già insomma un po' in decadenza. Ci racconta tutto Tonino De Marra. Dicembre 2023, aprile 2025. Sono passati 16 mesi dall'inaugurazione dell'ex Piazza Nettuno, ora intitolata Franco Battiato, e la piazza, riqualificata con fondi europei del Polmetro, mostra già i segni del tempo. Da un lato l'immancabile azione dei vandali, dall'altro i lavori non certo realizzati a regola d'arte con diverse lastre staccate. E che dire delle attrezzature ludiche, alcune adagiate sul terreno ed inutilizzabili, altre in procinto di collassare con la speranza che ciò non avvenga, mentre qualche malcapitato si cimenta in alcuni esercizi all'aria aperta. Ha fatto attenzione perché è poco stabile questa struttura. Io mi piace il pericolo. Per non parlare del tappetino, già staccato in più punti e potenziale pericolo per grandi e piccoli. E qualcuno è già finito a gambe all'aria. Io sono inciampato l'altro giorno in questa moquette qua e sono arrivato a terra. Fortunatamente non mi sono fatto niente. Panchine smart sporche, danneggiate, panchine in ferro deformi, contenitori per la spazzatura fatti a pezzi. E di fronte, dopo aver attraversato il lungomare, non ci sono panchine vandalizzate, o meglio, non ce ne sono proprio. Al loro posto una postazione mai inaugurata per le biciclette, quasi una cattedrale del deserto. Poco più avanti, recante un logo Comune di Catania, si nota un bel raccoglitore di bottiglie di plastica. Vogliamo mettere una bottiglia? No, non si può mettere perché è già in disuso da tanto tempo, quindi non penso che, oltretutto di fili tagliati, quindi è una struttura che potrebbe anche essere utile se funzionante. Neanche a dirlo, vandalizzato e quindi inutilizzabile da molto tempo. Adesso parliamo di una bella mostra fotografica, si intitola Il sogno spezzato, l'orizzonte politico e familiare di Piersanti Mattarella. La mostra è stata inaugurata oggi a Villa Zitto a Palermo. Il servizio di Marco Gullà. Quasi 200 fotografie, la maggior parte delle quali inedite, che ritraggono il presidente della regione siciliana Piersanti Mattarella, ucciso il 6 gennaio 1980 sotto gli occhi della moglie Irma e dei figli Bernardo e Maria, per celebrare il 90° compleanno del politico dalle carte in regola. La mostra fotografica, che si intitola Il sogno spezzato, l'orizzonte politico e familiare di Piersanti Mattarella, è stata inaugurata a Villa Zitto e aprirà al pubblico da domani. La mostra è curata dalla Fondazione Sicilia. Abbiamo voluto celebrare i 90 anni dalla nascita di Piersanti Mattarella, perché non abbiamo voluto ricordare la fine, ma abbiamo voluto festeggiare in qualche modo questo compleanno di 90 anni che non si è mai potuto realizzare, ma che è un anniversario di vita e non di morte. Le fotografie esposte sono state selezionate dagli album della famiglia e ripercorrono nel tempo la formazione di Mattarella
Mattarella, il suo ingresso in politica, la sua ascesa al vertice del governo regionale e in generale la sua brillante carriera politica. La mostra è strutturata in un percorso cronologico che parte, dai primissimi anni dell'infanzia e della formazione di Piersanti Mattarella fino ad arrivare al tragico epilogo della sua fine nel 6 gennaio del 1980. E attraverso le fotografie restituiamo al pubblico sia la dimensione politica e istituzionale di Piersanti Mattarella, che è quella più nota, ovviamente, sia la dimensione intima e familiare. L'esposizione è ad ingresso gratuito. Adesso parliamo di musica, perché forti del successo televisivo nel programma Ora o Mai Più su Rai 1, la band catanese degli Sugar Free torna con il nuovo singolo Togliersi di torno, nella canzone l'invito alla fuga dal circo mediatico del Tutti Connessi. Ci racconta tutto Roberta Lunghi. È da un anno che rifletto la mia vita in mano, ma c'è qualcosa che mi turba, che mi sembra strano. Tutti collegati, ma forse tutti soli dentro un acquario. È una riflessione critica su questo tempo, il senso del nuovo singolo di Sugar Free, la band catanese, reduce dal secondo posto a Ora o Mai Più, che a ben guardare, con Togliersi di torno, sa di grande rilancio sulla scena del mainstream. Matteo Amantia, Peppe Lo Iacono lanciano un antidoto al circo mediatico. L'antidoto potrebbe essere quello di disconnettersi un po' dalle connessioni virtuali e tornare a vivere in maniera reale e, perché no, girare il mondo. Cos'è che ci resta ancora? Girare il mondo e togliersi di torno. Il nuovo singolo, corredato dal video per la regia di Ivano Barcellona, salutata l'esperienza televisiva per Sugar Free, adesso è il tempo del ritorno al tour, che è iniziato proprio in Sicilia e che si snoderà per tutta l'estate con un calendario che si infittisce sempre più di date in tutto il paese. Adesso ci fermiamo, una piccola pausa, poi ritorneremo con lo sport, il calcio. Bentrovati nella seconda parte del nostro telegiornale. Apriamo la pagina dello sport, del calcio. Parliamo del Catania, che non giocherà però nella prossima giornata di campionato di Serie C, ma già prepara l'ultima giornata di campionato. Giocherà contro il Potenza, dice il calciatore Lunetta. Siamo già concentrati su quella sfida. Il servizio di Marco Carli. È tornato definitivamente a disposizione da 7 partite, ha segnato 3 gol nelle ultime 5. Gabriel Lunetta è un protagonista assoluto di questa fase positiva di stagione rossazzurra. Della duttilità ha fatto il suo punto di forza, impiegato come esterno di sinistra, falso 9 e ultimamente soprattutto da trequartista nei due alle spalle dell'unica punta. Nella mia carriera sono sempre stato un giocatore duttile, ho girato tantissimi ruoli, quindi è anche chiaramente il mister che mi ha messo nella posizione probabilmente in questo momento che più esalta le mie caratteristiche col tipo di gioco che stiamo facendo. I rossazzurri hanno ripreso gli allenamenti per questa settimana particolare che non culminerà con la partita di campionato. L'obiettivo è il Potenza per la gara del 26 aprile. Nel frattempo ecco Guglielmotti eseguire esercizi sullo stesso campo in cui si allenano i compagni. È ulteriore tassello che manca e che può tornare presto in gruppo, sempre con la prudenza e il buon senso che hanno caratterizzato l'ultimo periodo. Nelle immagini anche la vena di alcuni protagonisti e qualche gesto di classe. Lunetta spiega ancora una volta come il gruppo si sia compattato. Siamo migliorati non tanto perché magari ci sono stati cambiamenti negli uomini, ma bensì perché col tempo si è creata una coesione giusta e un equilibrio giusto. Il Catania vuole in trasferta, ma in vista dei playoff servirà una squadra capace di far bene anche al Massimino. La squadra era, quando la gente è ritornata con quel calore lì a sostenerci, ha sempre espresso un buon calcio e soprattutto un grande spirito. Noi dobbiamo pensare unicamente ad andare a Potenza e vincere. Sono ore febbrili invece in casa Messina per arrivare a rispettare le scadenze economiche di domani e per garantire un futuro al club giallorosso. Il servizio di Francesco Triolo.
L'ultima ancora di salvezza, l'ultimo appiglio per mantenere fede agli impegni economici in scadenza domani è una lotta contro il tempo, quella che a Messina hanno avviato alcuni imprenditori sollecitati dal sindaco Federico Basile per raggiungere la quota di circa 300.000 euro necessari al pagamento degli stipendi e dei contributi ed evitare una nuova penalizzazione. Il primo cittadino ha cercato di aggregare una decina di realtà imprenditoriali e commerciali che verserebbero una quota ciascuno sul conto di un notaio che poi la trasferirà su quello dell'ACR Messina per provvedere ai bonifici, e tra questi ci sarebbe anche Pietro Sciotto, che ieri pomeriggio ha partecipato alla riunione convocata dal sindaco e che è sempre il titolare della fideiussione a garanzia inviata ad inizio anno in Lega, quindi ha tutto l'interesse che venga rispettata la scadenza. Si lavora sul fronte stipendi, ma anche sul futuro. Poco prima della mezzanotte è arrivata a Messina la copia cartacea della Procura Vedere che AAD Invest ha firmato, copia arrivata con l'ultimo aereo atterrato a Catania e poi consegnata al sindaco, quasi una scena da film thriller. Il costo stabilito €1. Il sindaco adesso sta sondando il reale interesse con i gruppi che si erano avvicinati nelle scorse settimane e che dovranno comunque farsi carico dei debiti del club. Tutto questo mentre la squadra prepara la trasferta di Foggia, una partita che deve assolutamente vincere per continuare a coltivare la possibilità di disputare il play-out salvezza. Adesso piccola pausa, ritorneremo subito dopo per ulteriori aggiornamenti. Bentrovati, non ci sono ulteriori notizie, dunque questa edizione di TG Sicilia finisce qui, vi ringraziamo per averci seguito, vi auguriamo un buon proseguimento di serata.